Ci troviamo sull'isola dell'Asinara ed esattamente davanti al palazzo del parco, l'ente parco che negli ultimi 3 anni, grazie anche all'attività del direttore Carlo Forteleoni che abbiamo qua vicino a noi, è stato ristrutturato completamente. Ma che cosa c'era prima qui, direttore? Questo era un ospedale che è stato costruito nel 1889. Mi dicono i miei colleghi che per diversi decenni questo era completamente, distrutto, c'entrava il bestiame dentro. E poi, mi pare di ricordare, nel 2004 è iniziato l'itinerario per il suo restauro. In effetti però i lavori sostanzialmente sono riniziati nel 2006. L'intervento è un restauro conservativo perché tutto quello che noi vediamo davanti, recuperi precedenti dell'intonaco, sono stati ritenuti importanti da parte della Sovrintendenza ai Monumenti, che ha disposto che venissero conservati. Anche questo colore un po' evanescente, un po' maculato, è il risultato di questo intervento conservativo. Ci sembra che sia venuto molto bene e che queste tinte sfumate più antiche lasciano il ricordo della storia vissuta in precedenza. Noi approfittiamo della nostra presenza qui sull'isola dell'Asinara per vedere che cosa è stato fatto all'interno della Casa del Parco. Una capretta bianca saluta i visitatori che vengono affascinati da questo bellissimo palazzo. Siamo all'interno dell'ex ospedale delle malattie infettive. Siamo all'interno però di un corridoio particolare. Perché, direttore? Negli ospedali per malattie infettive uno dei principi di prevenzione fondamentale era che 2 persone non si incontrassero nello stesso corridoio. Perciò questa è una delle 2 linee di un senso di marcia. Quindi le persone passavano, adesso non so se era da est verso ovest o viceversa, le altre passavano nel corridoio parallelo. Gli angoli dei muri sono arrotondati perché ci fosse certezza che la pulizia sarebbe stata la più profonda, la più precisa e che angoli morti non lasciassero agenti patogeni in circolazione. Il sistema di aereazione all'interno, che era basato su una circolazione di volumi vuoti all'interno della struttura, consentiva di mantenere una temperatura più o meno costante anche nei periodi estivi. Noi certamente abbiamo messo l'aria condizionata, però le posso assicurare che l'efficienza del vecchio sistema è tuttora assolutamente valida ed efficace. Abbiamo parlato prima della capretta che c'è qui all'interno dell'ospedale di Cala Reale, ma che cosa rappresenta qui sull'isola dell'Asinara la capretta? Questo è un centro culturale. La capra dell'Asinara è venuta qua grazie a un progetto in collaborazione con le Belle Arti, l'Accademia delle Belle Arti di Sassari. Diversi artisti nel 2007, in coincidenza con la celebrazione del decennale dall'istituzione del parco, hanno fatto una interessantissima mostra. La capra è uno di questi protagonisti. Perché la capra? Perché la capra è stata la padrona indiscussa di quest'isola fino a poco tempo fa. Protagonista indiscussa nel bene e nel male, nel senso che il carattere prevalente delle capre che sono qua è della capra sarda, quindi c'è un valore autoctono, culturale, locale.
Però la capra, in francese dicono ménager la chèvre et le chou, ma le capre si hanno mangiato tutto. E quindi noi abbiamo iniziato un progetto per la riduzione del carico delle capre. Ora crediamo che siano rimaste 1 migliaio di capre, quindi c'è stato un notevolissimo abbattimento del carico di bestiame. La natura mostra di sentire questo cambiamento e sta riscoppiando in tanti posti. La vegetazione non è più come era 2 o 3 anni fa, e quindi la capra e il suo allontanamento sono all'origine di questo rifiorire dell'isola dell'Asinara. Non è un rifiorire particolare, cioè semplice, è il rifiorire di un'intera terra emersa, di un'isola di grandi dimensioni che sta cercando di riniziare il suo itinerario per la riconquista di una vegetazione naturale secondo quelle che sono le tendenze della vegetazione potenziale per quest'isola. Quindi è un progetto molto importante al quale è legato anche un altro progetto di educazione ambientale con le scuole elementari di Porto Torres che è iniziato quest'anno e durerà per sempre. Quindi la capra è un nostro alleato in questo itinerario di recupero della natura, ma anche di salvaguardia di quei caratteri della capra sarda che sono ancora presenti in questa popolazione. Ambiente che si combina benissimo con la natura stessa dell'Asinara. Qui sull'isola c'è un importantissimo centro Tartanet che cura le tartarughe marine, ma ci sono anche tante altre specie che vengono poi tutelate. Diciamo che l'animale simbolo dell'Asinara è sicuramente l'asinello bianco, ma quanti ne abbiamo ancora qui? Asinelli bianchi mi sembra di ricordare che siano intorno a 170 attualmente. Hanno delle abitudini particolari. I giovani dell'Osservatorio della Fauna di Tumbarino in una recente conferenza ci hanno detto che gli asinelli si curano l'un l'altro, fanno il grooming, si spidocchiano, si puliscono, si rilisciano, e questo è legato al senso di socialità che lega i diversi gruppi nei quali gli asinelli sono organizzati. Abbiamo a questo proposito uno studio in corso sul DNA, abbiamo diversi importantissimi alleati, perché c'è l'ISPRA, che è l'Istituto Nazionale che fa le ricerche sull'ambiente. Mi pare che sia stato istituito l'anno scorso come fusione di altri diversi gruppi di ricerca. Loro collaborano con noi sia per l'asinello bianco che per i mufloni, che per la diversità biologica in generale. Le tartarughe marine, il centro di recupero delle tartarughe marine è un centro molto importante, perché apparentemente all'inizio sembrava che fosse, come dire, una frivolezza, mentre invece sono state ospitate presso il centro una ventina di tartarughe, e da quando abbiamo iniziato, dopo un momento morto all'inizio, ci sono state una serie di recuperi di tartarughe che sono state tutte portate qua. Il personale del centro ha mostrato di essere di grande professionalità, perché hanno fatto interventi di alta chirurgia, radiografie, plastica e insomma, diciamo, è un posto di prestigio che si è legittimato con la qualità dell'azione che fa a svolgere questo compito di recupero. Poi ci sono i mufloni. Anche il progetto dei mufloni fa parte della ricerca legata all'ISPRA. Tutto questo sistema di diverse ricerche deve comunque evolvere in maniera che le ricerche non rimangano fini a se stesse, ma che diventino occasione di educazione ambientale per i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. Ogni esperimento, ogni studio che verrà fatto dovrà essere reiterabile, ripetibile, in collaborazione con i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie.
Chiudiamo questo piccolo speciale dedicato all'Asinara, piccolissimo perché noi ripromettiamo di ritornare sull'isola e di rincontrare il direttore Carlo Forteleoni per raccontarci ancora altri progetti che l'Ente Parco vuole mettere in atto. Grazie per averci seguito e grazie a lei, direttore. Grazie. Arrivederci.